Pensionati e pensionate dell'FNP CISL prendono posizione contro la violenza di genere. In occasione del 25 novembre, giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, in tutto il Veneto si sono moltiplicate le iniziative che hanno visto i pensionati e soprattutto le pensionate dell'FNP CISL, sia in veste di organizzatrici che in collaborazione con altre realtà. Iniziative che hanno voluto far riflettere e spingere a impegnarsi proprio per l'eliminazione della violenza in un'ottica di prevenzione. La violenza parte da lontano, è una violenza arcaica, nel senso che non è solo violenza fisica, ma è violenza psicologica. Le persone di buona volontà, gli enti, le istituzioni, noi, i maschi soprattutto, dobbiamo fare in modo che dalle generazioni, dai bambini, nelle famiglie, sulle scuole, questa nuova mentalità cresca. È l'unica maniera per uscire da questa ecatombe di dolore. Ad aprire le celebrazioni è stata Vicenza, dove domenica 24 novembre lo sportello Buon Lavoro della CISL Vicenza ha partecipato alla marcia silenziosa per le vie della città in occasione delle iniziative Neanche con un fiore. I temi del welfare e della tutela del lavoro femminile sono stati invece al centro del convegno I disagi sommersi nelle fasi della vita della donna, organizzato lunedì 25 novembre a Monselice dalla CISL e dall'FNP Padova e Rovigo. Lo stesso giorno a Belluno si è tenuto l'evento La parola, la cultura, parlare per salvare, con l'organizzazione del coordinamento per le politiche di genere della CISL Belluno Treviso e la collaborazione del Comune. 4 donne di generazioni, estrazione sociale e professioni differenti hanno raccontato il loro percorso di vita ed emancipazione. Infine anche San Donà di Piave si è attivata con lo spettacolo scelto dall'FNP Venezia martedì 26 novembre all'Auditorium Leonardo da Vinci, Il corpo che parla, con Martina Boldarin, uno spettacolo proposto agli studenti di scuola superiore perché proprio dalle scuole deve partire un'azione educativa che affronti nel modo corretto il tema delle violenze di genere. Noi come pensionati vorremmo creare un ponte ideale, noi siamo vecchie generazioni e magari abbiamo anche delle responsabilità in questo, soprattutto un ponte con le scolaresche, le nuove generazioni, per fargli capire che ci sono dei valori che vanno trasmessi negli anni